È un canto che parla dell'amore del Signore, un amore che non sbaglia, mai sbaglia. Cantiamo con gioia. Nulla mi separerà, anche se mi agiterò. Il tuo amore non sbaglia, anche senza merito. La tua grazia, la grazia del Signore si riverserà su me. Il tuo amore non sbaglia. Tu sei lo stesso da sempre, oggi, ieri, domani. Il nostro Signore è lo stesso. Il tuo amore non cambia, non sbaglia. Amen? Possiamo cantare di questo amore? Amen? Nulla mi separerà, anche se mi agiterò, il tuo amor non sbaglia. Anche senza merito, la grazia si riverserà su me, il tuo amor non sbaglia. Alleluia! Tu sei lo stesso. Tu sei lo stesso da sempre. Tuo amor non cambia. Se piango tutta la notte, l'allegria la mattina tornerà. Se il mar si infurierà, non ho niente da temere. Perché? Perché io so che mi ami. Tuo amor non sbaglia. Se il vento è forte e profondo è il mare, la tua presenza mi aiuterà. Tuo amor non sbaglia. Il cammino era difficile. Il cammino era difficile, non pensavo di arrivare mai. Il tuo amor non sbaglia. Alleluia, Signore. Tu sei lo stesso da sempre. Tu sei lo stesso da sempre. Il tuo amor non cambia. Se piango tutta la notte, l'allegria la mattina tornerà. Se il mar si infurierà, non ho niente da temere, perché lo so che mi ami. Il tuo amor non sbaglia. Tu fai che tutto per il mio meglio sarà. Tu fai che tutto per il mio meglio sarà. Possiamo dichiarare, tu fai che tutto per il mio meglio sarà. Tu, Signore, tu fai tutto per il mio meglio sarà. Tu sei lo stesso da sempre. Il tuo amor non cambia. Se piango tutta la notte, l'allegria la mattina tornerà. Se il mar si infurierà, non ho niente da temere. Perché? Perché io so che mi ami. Tuo amore. Il tuo amor non sbaglia. Il tuo amor non sbaglia. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Grazie Dio per questo amore meraviglioso. Amen. Cantiamo adesso
è un canto che sappiamo cantare memorizzato già, si chiama La Benedizione, ma sempre che si canta questo canto dobbiamo ricordare non solo della benedizione, della grazia, non solo che Dio è un Dio che ci protegge, ma anche ricordare della nostra famiglia, ricordare che Dio è un Dio che benedice la nostra famiglia. Mentre cantiamo possiamo anche fare una preghiera per la nostra famiglia. Amen. Cantiamo adesso, Dio ti protegga. Sai una cosa interessante? Sempre che cantiamo non facciamo una cosa che è una cosa giusta. Quando io dico Dio ti protegga, sto dicendo a chi? Al mio fratello, alla mia sorella, al mio fianco. E adesso possiamo fare così. Io canto dicendo Dio ti protegga, Dio ti benedica. Amen. È un canto anche di benedire la persona a nostro fianco e chiedere al Signore. Amen. E dopo cantiamo: su di te sia il suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia, i suoi figli, i tuoi figli. È un canto che io canto al mio fratello, è un'altra persona che io devo benedire. Amen. Facciamo così oggi? Sì o no? Amen. Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace te. Puoi cantare al tuo fratello, tua sorella? Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo, sia pace in te, sia pace in te. Suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli, su di te sia suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli, sia con te, sia con te la sua presenza ti preceda e ti segua, che ti riempia, ti circondi, è con te lui, al mattino e alla sera, nel tuo andare, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia, è per te lui, 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 è per te lui. Amen. 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 Amen.
generazioni, sia su tutta la famiglia, dei suoi figli, sia difesa, sua presenza ti preceda e ti segua, ti riempia, ti circondi, è con te Lui, al mattino, alla sera, nel tuo andare, nel tuo pianto, nella gioia, è per te Lui, 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 è per te Lui. Cantiamo, amen. Alleluia. Signore, ti ringrazio per questa sera, Padre. Ti ringrazio per ogni famiglia qui presente, Signore. Sono, penso, una delle figure più importanti una delle figure che tu ritieni più importanti, Padre. Io, crescendo, ho imparato che lo è molto di più di quanto viene detto, Signore. La famiglia è il fulcro di della crescita dei bambini, della crescita della coppia, della crescita di 3, 4, 5 persone, Signore. E se tutto questo non è indirizzato da te, Padre, è un disastro. Io ti chiedo, Padre, per ogni famiglia qui presente e ogni famiglia della Chiesa, che possano continuare ad essere dirette da te, o se non lo sono, che possano iniziare ad essere dirette da te, Padre, che possa esserci tu al centro di ogni famiglia, che possa esserci tu al centro di ogni decisione familiare, al centro di ogni cambiamento, Signore, che possa essere solo secondo la tua volontà, Padre. E ti chiedo di più, Signore, ti chiedo per ogni giovane, per ogni adolescente, per ogni preadolescente che stanno iniziando a guardarsi intorno, a dire: ah, quello è carino, quella è carina, Padre. Io ti chiedo che loro possano fare decisioni, scegliere il loro partner secondo la tua volontà, Signore, che possano scegliere persone che amano te, che non guardano a nient'altro se non tu, Signore. Voglio che loro possano capire l'importanza di scegliere la persona giusta, Signore. Io ti chiedo che tu possa parlare ai cuori di ognuno di loro e che loro possano prendere decisioni sagge per il loro futuro, Signore. Che tu possa essere con loro in questo processo, che non è semplice, Signore, ma che tu possa essere con loro per alleviare un po' il peso di tutto ciò, Signore. Ti ringrazio perché so che ti prenderai cura di ognuno di loro, di ognuno di noi, Signore. Ti ringrazio, Padre. Amen. Amen. Alleluia, Signore. Tu sei la nostra rocca, la nostra fortezza. Tu sei il nostro Dio. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Alleluia. Consegna la tua lode al Signore. Apri il tuo cuore in questo momento. Canta a Dio. Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei il mio rifugio. Sì, nel mar io affondo, la tua mano
Tu sei il Dio della mia salvezza. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, mio Salvatore. Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei Signore, la mia guida. se la tempesta viene, se la tempesta devo affrontare, tu sei mio rifugio. Sì, nel mar io affondo, la tua mano su mi riporta per respirare, mi fa camminare sopra le acque. Alleluia. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, mio Salvatore. Alleluia. Tu sei, Signore, tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, mio Salvatore, mio Salvatore. Alleluia. Puoi alzare la tua mano, puoi dire al Signore alleluia, alleluia, e lodato sia il Signore, alleluia, 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 alleluia. Possiamo fare un'altra preghiera adesso? È un momento di pregare insieme. Tu puoi pregare con questa persona al tuo fianco. In questo senso, non lo so cosa succede nella tua vita, dentro del tuo cuore. Non so che tipo di cosa stai chiedendo al Signore, ma io conosco un Dio potente. Io conosco un Dio soprannaturale. Io conosco un Dio grande e forte. Amen? Tu conosci questo Dio? Tu conosci questo Signore?
preghiamo e parliamo con Lui adesso, puoi pregare con 2 o 3 persone, possiamo fare piccoli gruppi adesso e pregare 2 o 3, tu puoi anche chiedere il nome della persona, se tu non conosci questa persona vicino a te, puoi chiedere come ti chiami, c'è qualcosa che posso pregare per te, tu puoi anche chiedere a questa persona se c'è un motivo, se c'è una cosa che tu puoi pregare adesso. E facciamo questo momento veloce di preghiera insieme, come una sola chiesa, come una famiglia, come un gruppo di gente che loda e adora il nostro Signore. Amen? Potete pregare. respirar, mi fa camminare sopra le acque. Alleluia! Tu sei nostro Dio, nostra salvezza. Tu sei il Dio della mia salvezza. Sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, mio Salvatore. Alleluia,
Alleluia. Facciamo un applauso al Signore. Gloria a Dio. Potete accomodarvi. Amen. Prova? Prova, sì. Grazie. Buonasera. Siete entusiasti di essere qui oggi? Non vi ho sentito? Bene. Vorrei condividere con voi oggi il tema che è il Natale. Gesù è il nostro Salvatore. E prima di fare una preghiera vorrei leggere Isaia 9, 1-6. Ma le tenebre non dureranno sempre sulla terra che è ora nell'angoscia. Come nei tempi passati, Dio coprì obbrobrio, il paese di Zabulon e il paese di Naftali. Così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicina al mare, di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce su quelli che abitavano il paese. Dell'ombra della morte la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli largisci una gran gioia. Esso si rallegra in tua presenza, come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. Infatti il giogo che gravava su di lui, il bastone che gli percoteva il dorso, la verga di chi lo opprimeva, tu li spezzi, come nel giorno di Madian. Difatti ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue saranno dati alle fiamme, saranno divorati dal fuoco. Poiché un bambino c'è nato, un figlio è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno e Principe della pace. Amen? Preghiamo. Grazie Signore per l'opportunità che noi abbiamo di essere nella Tua presenza, Signore. Ti chiediamo che il Tuo Spirito Santo sia su di noi, sia in mezzo a noi e che il Signore possa togliere ogni distrazione, Signore, che ci impedisca di ascoltare quello che Tu vuoi parlare al nostro cuore in questa sera, Signore. Nel nome di Gesù, riempici con il Tuo Spirito Santo, con la Tua gioia e con la Tua pace, Signore. Noi ti ringraziamo. Amen. Vorrei cominciare con una domanda. Quanti di voi qui ha mai scambiato idee, opinioni su qual è il miglior momento di cominciare ad addobbare la casa per Natale? Solo io? Nessuno? Noi abbiamo già scambiato alcune opinioni così, di qual è il miglior momento, se lo faccio a novembre, se lo faccio a metà dicembre. E ci sono molte persone che passano il mese di dicembre ascoltando canzoni natalizie o guardando tutti i film che ci sono del Natale, no? Ma quando dobbiamo veramente cominciare ad addobbare la casa per Natale, può essere una questione che non è ancora risolta. Ma noi abbiamo una certezza, e la certezza che abbiamo è che il nostro Padre Celeste si è preparato molto prima che Gesù fosse nato, che Gesù venisse in terra. Come abbiamo letto, il profeta di occhi di aquila, Isaia, ha profetizzato sulla venuta di Gesù in terra, 500 anni prima che lui venisse. E questa non era solo una buona notizia al popolo di quell'epoca, ma è una buona notizia anche a noi.
perché il popolo di quell'epoca si trovava stanco, si trovava scoraggiato, si trovava con una fatica, ma anche a noi questa notizia oggi è una buona notizia. In questa epoca dell'anno magari ci troviamo stanchi, magari ci troviamo affrontando delle situazioni, delle persecuzioni, dobbiamo risolvere tante cose, ma abbiamo questa buona notizia, questa speranza nel nostro cuore, che Gesù è nato e che Lui è in mezzo a noi. Ed è per questo che la promessa del profeta Isaia di che le persone di quell'epoca che camminavano in tenebre conosceranno la luce che è Gesù. E questa è una promessa piena di speranza per noi. Le persone a cui il profeta riguarda erano, come abbiamo detto, delle persone stanche, delle persone disperate, ma a quelle persone e a noi ci è stato dato un figlio. Nel versetto 5 ci assicura questo, che questo bambino non ci deluderà mai, che questo bambino non ci deluderà mai e che il suo governo, la sua pace e i suoi consigli cresceranno esponenzialmente e che il suo regno sarà stabilito e lui regnerà per sempre. Il versetto 5 dice: perché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno e principe della pace. Questo è il motivo più grande di speranza che abbiamo. È Dio stesso che ci dona un bambino, ci dà il suo figlio per compiere il piano di salvezza per l'umanità. Io vorrei condividere alcuni attributi di questo bambino con voi. Il primo attributo è il consigliere ammirabile, che dice il versetto 7, il versetto 5, perdonatemi. Consigliere ammirabile. Gesù è venuto per essere il nostro consigliere. Gesù è venuto per consigliarci. Noi possiamo fidarci di Lui. Lui ci consiglia in tutte le maniere, in ogni situazione della nostra vita. E durante il suo ministero Gesù ha dato diversi insegnamenti molto importanti e ha mostrato la via per una vita con Dio. Lui è la via. Lui ci ha detto, la parola di Dio dice: io sono la via, io sono la vita. E Gesù è il nostro grande consigliere che guida la vita di tutti coloro che credono in Lui e che lo amano. Quindi Lui, questo bambino che è venuto, sarà saggio come Salomone, capace di grandi decisioni. Lui aveva delle grandi decisioni dove doveva decidere, dove doveva posizionarsi. Il prossimo attributo è che Dio è potente. Gesù è Dio, ha tutto il potere e l'autorità di Dio, ma Dio ha deciso di venire in terra come uomo per salvarci, per salvare tutti noi, per salvare l'umanità. E questo ci spiega della giustizia di Dio, perché siccome il peccato è entrato nella vita dell'uomo, nella umanità, per mezzo di un uomo, doveva uscire per mezzo di un uomo anche. Quindi questo ci spiega la giustizia di Dio. E questa è una grande meraviglia, perché Dio, in tutta la sua potenza, con tutto il suo potere,
Ci ama così tanto che è venuto come uomo, ha sofferto come noi soffriamo. Lui ha passato tutto quello che magari noi passiamo oggi nella nostra vita. E Dio stesso ha preso i nostri peccati sulla croce. Questo indica che Lui ha la capacità di portare a termine tutti i progetti senza che alcuno glielo possa impedire. Lui è il Dio potente e Dio proteggerà questo bambino e lo guiderà a favore del suo popolo. Il terzo attributo è che Lui è il Padre per sempre. Lui è il nostro Padre. Gesù è eterno. Lui è Dio senza inizio e né fine. Apocalisse 22:13 dice così: Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Quindi Dio è un Dio senza inizio e senza fine. E quando è morto sulla croce, la morte non ha potuto trattenerlo. La morte non ha potuto trattenere Gesù, perché Lui è più forte della morte. Amen? Gesù è risorto e vive per sempre, perché proprio come Gesù è eterno, dà la vita a tutti coloro che credono in Lui e lo amano. Lui è un padre a servizio del suo popolo, se ne prenderà, e quindi a servizio del suo popolo se ne prenderà cura. Lui è il nostro padre, Lui si prende cura di noi. Il quarto attributo è che Lui è il principe della pace. Gesù è venuto per ristabilire la nostra relazione con Dio. Gesù è nato per ristabilire il nostro rapporto con Dio, che era rotto. Quando l'uomo ha peccato sull'Eden, il nostro rapporto con Dio si era rotto. E quindi Gesù è venuto per ristabilire questo rapporto, per poterci avvicinare al Padre. Quindi quando pecchiamo, noi diventiamo nemici di Dio, diventiamo i Suoi nemici, ma tramite Gesù possiamo tornare, avvicinarci a Lui e avere la nostra identità di nuovo, la nostra identità di figli, non solo di creatura, ma di figli di Dio. Così possiamo avere pace con Dio e pace nelle nostre vite. Giovanni 14:27 dice così: Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io non ve la do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgommenti. E un altro versetto di Isaia 26:3 ci dice: A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace perché in te confida. Quindi noi possiamo avere questa pace in Dio, noi possiamo avere questa pace nelle nostre vite, la pace che Dio ci dà, la pace che Dio ci porta. Gesù è nato per pagare un debito che noi non potevamo pagare. Il suo posto nella croce era un posto che era il nostro posto. E Lui ha compiuto il suo proposito qui sulla terra. È venuto, ha iniziato il suo ministero, ha sofferto come noi, ha lasciato i comandamenti. Lui ha compiuto veramente quello che
doveva fare con obbedienza a Dio, con obbedienza al suo Padre, con obbedienza nel suo proposito. Lui ha avuto delle tentazioni, ha avuto momenti dove magari no, la Bibbia ci dice che lui ha avuto dei momenti che non voleva stare lì, non voleva fare più quello, ma piuttosto che fare la sua volontà, ha voluto fare la volontà di Dio. E lui è nato per portarci questa salvezza, lui è nato per riconciliarci con il Padre, con Dio. E lui è venuto per sistemare le cose, per riorganizzare le cose. Dalla caduta dell'Eden le cose si sono rovinate, ma quando Gesù è nato, lui è venuto per organizzare queste cose, organizzare i principi che erano storti, è venuto per organizzare tutto quello che ci allontanava da Dio. E Gesù ha lasciato il cielo per portare la cultura del cielo sulla terra, per portare la cultura del cielo a me, per portare la cultura del cielo a te, nella nostra famiglia, nella nostra scuola, nel nostro lavoro, nella nostra chiesa, in tutto quello che facciamo. Gesù è venuto per portare la cultura del cielo nella terra. E lui è il nostro Salvatore. Lui è la nostra salvezza. Possiamo confidare in Lui, possiamo avvicinarci a Lui. E Lui è l'unica via che ci porta al Padre, è l'unico cammino che ci porta a Dio. In Lui noi troviamo la vita, in Lui noi troviamo tutto quello che abbiamo bisogno. In ogni Natale, in ogni anno, il regno di Gesù, il regno di Gesù Cristo si espanderà ancora di più e tutto culminerà nel suo ritorno. Che possiamo noi impegnarci per avere la nostra vita a disposizione di Dio, a dire: Dio, io sono qui disposto a vivere una vita per te, a vivere una vita con un proposito, a vivere una vita soltanto per te, e che io possa riflettere quello che Lui è nelle vite delle altre persone, perché Lui non ci deluderà mai. Dobbiamo solo lasciare che semplicemente andare le nostre preoccupazioni, i nostri problemi. So che a volte non è difficile, so che a volte in una situazione per trovare la pace che Dio ci dà è molto difficile, ma abbiamo bisogno di avere questa fiducia in Lui, abbiamo bisogno di confidare in Lui pienamente, perché solo Lui ci porta questa pace. Accogliamo nel nostro cuore il Figlio che ci è stato consegnato e lasciamo che la gioia della salvezza cresca di nuovo in noi. La terra ha ricevuto il Re in una mangiatoia. Quando Maria e Giuseppe stavano andando a Betlemme, lei ha cominciato ad avere i dolori del parto e quindi lì, arrivando a Betlemme, doveva partorire. Però in quel posto, in quella
in quel momento non c'erano degli alberghi disponibili, dei posti disponibili per poter partorire il bambino. E loro sono andati in una stalla e lei ha partorito lì, perché non c'erano altri posti. Quindi che possiamo oggi ricevere questo bambino che ci è stato dato, questo bambino che ci è stato consegnato nel nostro cuore, nei nostri cuori, ma non solo oggi, non solo perché è Natale, ma tutti i giorni della nostra vita, che sia proprio una camminata con Dio, un rapporto con Dio ogni giorno. E quindi Maria ha partorito lì, in una mangiatoia. La terra ha ricevuto il Re in una mangiatoia e noi possiamo riceverlo nel nostro cuore. Amen? Questo deve far sì che ognuno di noi sia pieno di gioia. Quando noi riceviamo Gesù Cristo nel nostro cuore, dobbiamo essere gioiosi, perché Lui è la nostra salvezza, perché solo per Lui, solo per mezzo di Lui noi possiamo ritornare al Padre. Amen? Perché Lui ci ha salvati dal peccato e perché Lui è il nostro Salvatore. Lui ci ha riconciliato con Dio, che possiamo veramente avere questa gioia tutti i giorni nella nostra vita, anche se le cose non vadano bene, ma perché io so che Dio è il mio Salvatore, che Dio è la mia salvezza, che Lui è nato, è venuto in terra per compiere un proposito, per compiere il piano di salvezza di Dio per la umanità. Io posso essere questa persona gioiosa, perché ha trovato la luce, perché era una persona che camminava nelle tenebre, ma ha trovato la luce che è Dio, ha trovato la luce che è Gesù. Quindi vorrei chiudere facendo una preghiera con voi. Una preghiera di consegna. Chiudi i tuoi occhi, dove sei? E vorrei che ripetete con me. Signore, io ti ringrazio. Ti ringrazio perché tu sei il mio Salvatore. Ti ricevo nel mio cuore come Signore e Salvatore della mia vita. Ti chiedo perdono per i miei peccati, coscienti o incoscienti. E ti chiedo che tu possa scrivere il mio nome nel libro della vita. Ti ringrazio perché tu sei reale, perché tu sei nato per salvarmi. Grazie, Signore, e io consegno il mio cuore a te e ti ricevo nella mia vita, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gesù è il nostro Salvatore. Gesù è colui che ci ha salvati. Lui è la nostra salvezza, solo in Lui possiamo avere questa pace, solo in Lui possiamo avere questa gioia.
Solo in Lui possiamo ricevere la pace di Dio. Amen? E che ogni giorno della nostra vita sia il riflesso di tutto quello che noi viviamo con Dio, di tutto quello che noi abbiamo con Dio. Nel nome di Gesù. Amen. Amém. Ancora lodando e adorando il nostro Signore. Questo è il momento di offerta, consegnare a Dio quello che ci ha dato, decime e offerte. Mentre cantiamo potete venire, amen, lodando e ringraziando al Signore. Alziamoci per cantare. Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei rifugio. Se nel mar io affondo, la tua mano su mi riporta per respirare, mi fa camminare sopra le acque. Tu sei il Dio. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, mio Salvatore. Alleluia. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, mio Salvatore. Alleluia. Cantiamo, alleluia. Solo la Chiesa, alleluia.
avanzare, Signore. Io ti chiedo, Signore, per coloro che non hanno potuto, Signore, offertare, che tu possa provvedere, che tu possa aiutare, Signore. Noi sappiamo quanto è difficile, Signore, a volte voler dare qualcosa ma non abbiamo niente, Signore. Ma noi abbiamo un Dio che provvede, che si prende cura di noi, Signore. E noi ti vogliamo ringraziare, oh Padre, nel tuo nome santo. Amen. Potete accomodarvi. Adesso Monique deve parlare qualche avviso. Prima di Monique parlare, io vorrei invitarvi, perché Samuel ha detto che oggi sarebbe il nostro ultimo incontro, però non è il nostro ultimo incontro, perché prossimo sabato abbiamo il nostro culto di nuovo. È un culto diverso. Faremo il concerto con il nostro coro, ok? E è un'opportunità di invitare altre persone. Sai quell'amico che non ha mai visto, non sei mai andato in chiesa, tu devi invitare quella persona, un familiare, un amico, non lo so, invita a venire sabato nello stesso orario alle 19, faremo un concerto con coro, gruppo giovani, sarà bellissimo, bellissimo, un concerto di Natale. Ieri abbiamo fatto la prova generale e abbiamo vissuto un'esperienza incredibile ieri e siete invitati a venire prossimo sabato. Ma è coro è una cosa per vecchi, no, dovete venire, ok? Anche perché abbiamo giovani nel nostro coro: Monique, Giulia, Larissa, Denise, Vittoria, Bianca, Bruno, Pedro, io io sono giovane anche, dovete venire. Gaetano è giovane anche, giovane più, né Gaetano? Pastore Sandro, più giovane del gruppo. Ok, sarà un culto bellissimo e una cosa importante, un'opportunità di evangelizzare. Dovete invitare una persona non credente, una persona che non conosce Gesù, per venire e sentire, ascoltare. Io sono sicuro che Dio farà un'opera meravigliosa. Amen? Prossimo sabato alle 19. Grazie Monique. Ok. Maestro Rubinho mi ha preceduto, ha detto già la cosa del prossimo sabato. Quali altre visite ci sono? Abbiamo per questo periodo concluso i nostri vari studi. Riprenderemo, se c'è Pastor Sandro che mi alza la mano. Rinizieremo il sabato numero? Non lo sappiamo. Allora vi terremo aggiornati quando è che inizieranno i nostri prossimi studi. Andando a memoria adesso, questa sera ci sarà la serata hot dog. Adesso dovete fare lo stesso woo per come fate il woo per il campeggio di Winter Camp. Ragazzi, serata hot dog! Ok. Per chi non ha pagato ancora il campeggio, mi raccomando, andate da o Larissa ed Emanuele. Stessa cosa per le felpe. Chi non ha ancora consegnato i 20 euro della felpa, a me oppure a Samuel, che adesso alzerà la manina. Samuel, vuoi dire qualcosa? Ok, passo la parola a Samuel. Martedì è anche l'ultimo incontro degli studi di teologia, che avvisiamo anche qui perché c'è una valanga di giovani che partecipa, e sarà a Conegliano. Chiedo conferma da parte della regia. Grazie. Conegliano, sempre i soliti orari, sempre martedì. Campeggio, felpa, winter camp, 27 e quant'altro. Abbiamo pochissimi posti, basta. Okay. Oggi tutti quanti che prendono il mio... No, ok. Allora, vorrei fare una piccola preghiera per concludere il nostro momento qui e dopo possiamo direttamente alzarci in piedi e andare direttamente al... Ok. Potremo andare direttamente alle nostre lezioni. Ok, chiudiamo i nostri occhi. Signore, ti ringraziamo per questo momento che abbiamo avuto, Padre. Adesso avremo il nostro momento
nelle varie stanze, Padre, che noi possiamo approfondire questa tematica lì con le persone che ci sono più vicine, Padre, che tu possa condurre veramente questo momento, Padre. Nel nome santo di Gesù, amen. Ok, adesso come dei veri professional ci sarà un'altra canzoncina, nel mentre che voi potete alzarvi, andare, però comunque ci sarà una base musicale. La stella del mattino, al re dei re Signore, la lode fa a lui, colui che morì, ma sulla morte trionfò, la lode fa a lui. Tu sei il re, regna nei nostri cuori, tu hai il regno ed il potere per sempre, amen, amen. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. Re, tu sei il re, tu sei il re, tu sei il re, Gesù. Tu sei il re, regna nei nostri cuori, tu hai il regno e il potere per sempre, amen. La tua chiesa canta a te, alza una voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, cantando più forte, più forte. La tua chiesa canta a te, alza la voce per dichiarare, un sol popolo a proclamare, tu sei il re, Signore, più forte, re, tu sei il re, re, tu sei il re, tu sei il re. Say